siamo con l'assessore Lanzarin alla sanità e al termine della giornata dedicata al turismo sostenibile. Per i prossimi progetti sul tema turismo sostenibile, quali saranno? Questo è un progetto biennale, quindi continua anche per tutto il 2023, sposando appunto la stagione estiva piuttosto che la stagione invernale. È chiaro che noi continueremo a investire sull'accessibilità a 360 gradi, sugli inserimenti lavorativi e anche sull'esperienza di autonomia abitativa. Mi sembra che quest'anno abbia avuto molto successo comunque il progetto, i risultati che avete portato sono stati molto interessanti. Il progetto sta andando molto bene, credo che uno degli obiettivi principi su cui insomma abbiamo già vinto tutti insieme è quello dell'inserimento lavorativo, perché se poi alcuni contratti a tempo determinato che avevano la finalità della stagione turistica si trasformano in contratti a tempo indeterminato, io credo che alla fine insomma questo sia il risultato principale che potevamo ambire e soprattutto percorrere per questa progettualità. La ringrazio moltissimo. In fondamenta San Domenico, all'altezza del seminario, si trovano 5 bidoni per la raccolta dei rifiuti e puntualmente un bel cumulo di rifiuti al loro fianco, tassativamente sul selciato. Non c'è giorno in cui, passando in quella zona, i rifiuti non siano abbandonati così come ormai siamo abituati a vederli, tanto che l'impressione è che a questo degrado l'occhio, ma anche e soprattutto la mente, si abitui dandolo per scontato e accettandolo. Qualcuno non lo accetta e ci scrive: sono un cittadino di Chioggia, ho a cuore la mia città. Volevo segnalare la presenza di questi sacchi di sporcizia buttati a terra da settimane, diventati covo di chissà che bestie. Questo cittadino si chiede perché questi rifiuti non vengano raccolti da Veritas. Supponiamo che debba essere chiamato il servizio di raccolta ingombranti per tal genere di rifiuto e non il furgoncino che passa per la pulizia quotidiana, e supponiamo che nessuno abbia richiesto il servizio e che questo sia il motivo. In quella zona il problema è quotidiano e semmai è strano vedere l'aria sgombra. Piuttosto che cercare un colpevole che difficilmente salterà fuori, si invita chi di dovere a cercare una soluzione. Da quando il servizio di asporto ingombranti è diventato a pagamento dopo un paio di metri cubi, è facile che qualcuno faccia lo gnorri e abbandoni i rifiuti, piuttosto che vedersi mettere in conto il loro trasporto. Ma se il problema non fosse questo, bidoni più grandi non se ne possono mettere, ma passare con maggior frequenza quello si potrebbe fare. Aumenterebbero sicuramente i costi, ma l'aria sarebbe almeno decente. Intanto, guardando Google Maps e cercando riferimenti nell'area, oltre ai bidoni sono stati immortalati anche i rifiuti buttati là, a casaccio. Un bel vedere per i turisti che decidono di farsi un giro per fondamenta San Domenico, sia che il tour sia reale, sia che il tour sia virtuale. Per Chioggia Azzurra con Edgardo Contato, direttore generale della US Tre Serenissima. Com'è la situazione ora per la West Nile? Per la West Nile noi, come ben sapete, siamo in zona rossa, non perché abbiamo avuto una recrudescenza nei casi, ma se ragioniamo in funzione di rischio è considerata la densità di popolazione sulla base di alcuni standard riferiti dalla regione. Noi entriamo in questa casistica. I casi comunque si stanno ridimensionando, la stagione è quello che è, la malattia è una malattia associata all'andamento climatico che porta allo sviluppo della zanzara anopheles, che è quella che lo trasmette. E quindi noi dobbiamo semplicemente in questa fase ottemperare a quelli che sono gli adempimenti previsti dal piano portato avanti dalla Regione, e sulla base di questo noi stiamo intervenendo su vari livelli territoriali, appunto con una disinfestazione straordinaria.
straordinaria. Lo stiamo facendo nelle varie realtà e soprattutto in quelle realtà a più alto impatto sociale, quindi anche Chioggia sarà tenuta in considerazione da questo piano concordato con le amministrazioni locali. Mi preme sottolineare che c'è una stretta correlazione con i comuni e con loro stiamo già ragionando per la stagione prossima. Siccome qui si tratta di fare della prevenzione, noi guardiamo avanti, guardiamo a quelle che potranno essere le varie soluzioni organizzative da mettere in atto il prossimo anno. Giorgia Andreuzza, parlamentare uscente che si sta riproponendo alle elezioni politiche del 25 di settembre per la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e Coraggio Italia. E in questo periodo in cui c'è questo sobbuglio, questa crisi energetica, questo aumento di bollette, cioè ci sono molti problemi in Italia, con che coraggio ti proponi, con che forza ti proponi a farti eleggere, con che spalle ti proponi per farti votare e portare avanti le istanze della popolazione? Beh, allora, innanzitutto c'è da dire che nel mio percorso ho un certo bagaglio che deriva dall'aver fatto l'assessore in provincia e i 5 anni di Parlamento. Questa legislatura che si è appena stata chiusa è già stata una legislatura parecchio complessa, perché dobbiamo ricordare che abbiamo affrontato la pandemia e già la crisi successiva, che insomma è stata veramente complicata. Per cui lo affronto sicuramente con questo bagaglio, questa esperienza, che credo sia quella necessaria in questo momento per andare in Parlamento, dove serve competenza e appunto dove serve anche avere delle ricette e il contatto con il territorio, che in questo proprio a fronte di quel periodo si è rafforzato. Per cui lo faccio sicuramente con un motivo di orgoglio. Ringrazio ovviamente il centrodestra che su di me in qualche modo mi ha individuato come persona che può fare sintesi di questa coalizione, e ovviamente il mio auspicio è che tutto il centrodestra vada a votare convinti che abbiamo un programma che può dare delle risposte che non sono dei sogni, ma appunto col pragmatismo che ci distingue vuole semplicemente andare a risolvere i problemi. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Riprendiamo un articolo pubblicato oggi sul Gazzettino a firma Diego De Ga, di un intervento che era stato fatto qualche giorno addietro in Consiglio Comunale da Alessandra Penso, che è la capogruppo di Obiettivo Goggia, nonché è stata l'ex assessore ai lavori pubblici dell'amministrazione Ferro. Abbiamo scoperto, grazie all'Alessandra Penso, che praticamente quel progetto che era stato approvato dalla sovrintendenza e erano stati anche accantonati i soldi per farlo, di fare una specie di passerella che costeggiava il canale Lena dalla parte che va praticamente dove adesso c'è la postazione dal ponte al museo civico, in pratica 12 anni fa la sovrintendenza l'aveva approvato, e adesso, siccome hanno scaduto i termini, è stata ripresentata, ma sempre la stessa sovrintendenza che 12 anni fa aveva dato parere favorevole adesso ha rifiutato, quindi non si può più fare. Al di là che l'Alessandra Penso chiede dove sono andati a finire i soldi e come non è stato presentato, eccetera eccetera, e questa è l'ennesima, scusate ma bisogna dirla con le parole che più
vanno a far capire. Questa è l'ennesima schifezza di quelli della sovrintendenza. Cerco di ricordarle quelle precedenti, ma in maniera molto sintetica. Per esempio la passerella in ferro, quella schifezza che c'è in Canalvena di fianco alla chiesa, alla chiesa della Santissima Trinità. Intendiamoci, andava fatta una passerella ma non in ferro e non proprio in quel punto attaccata alla chiesa. Il progetto originale era di farla dietro il municipio a raso e in vetro. Comunque, a parte questo, a parte altre cose tipo Porta Garibaldi, che sempre 12 anni fa, durante la seconda amministrazione del Guarnieri, c'ero io consigliere comunale, e la sovrintendenza ha voluto togliere il tetto che si sta rovinando tutto, e quest'anno, 2 anni fa, l'abbiamo rimesso sempre a spese della comunità senza contare i danni. Ma direi che la schifezza, la madre di tutte le schifezze di questa sovrintendenza è il ponte della Fossetta, di cui sono 3 anni che praticamente il quartiere della Fossetta è tagliato fuori e la viabilità è quello che è. L'amministrazione, qualcuno dell'amministrazione ci ha detto che adesso ormai con la sovrintendenza sono messi d'accordo che lo ingabbieranno col cemento. Cioè, scusate, io non sono un professionista, non sono geometra, non sono un architetto, ma nel momento in cui lo vai a ingabbiare col cemento, quel ponte non è più lo stesso, in pratica è un'altra cosa. In più non è un edificio. Vorrei ricordare che a Mestre butteranno giù la stazione ferroviaria, ne fanno una di nuova, e questa è un'infrastruttura, invece questa qua non si può buttare giù e rifarla nuova, perché quella è la sovrintendenza, ecco. Ricordo sempre un altro articolo, non mi ricordo se sul Gazzettino Nuova Venezia, di qualche mese fa, in cui una signora di Venezia aveva fatto ricorso al TAR contro la sovrintendenza perché aveva dato parere negativo per la realizzazione di un'altana a Venezia. Il TAR le ha dato ragione. Io credo che sarebbe da fare una bella class action, anzi prima un ricorso al TAR per questa assurdità di non poter buttare giù quel ponte e rifarlo nuovo in pratica, e in più una bella class action verso questi della sovrintendenza perché qualcuno risponda del tutto il disagio che ha avuto il quartiere della Fossetta, ma anche l'intera città di Chioggia. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente dell'intero territorio nazionale. Un riepilogo, quello che è stato presentato questa mattina a Palazzo Grassi a Chioggia, dove i rappresentanti di tutte le ULSS della Regione Veneto hanno raccontato un excursus del loro operato in tema turismo sociale ed inclusivo nel Veneto, un progetto che inizialmente riguardava solo la ULSS Tre Serenissima, ma che ha finito col comprendere tutte le realtà sociosanitarie del territorio. L'incontro è partito con i ragazzi che hanno dato dimostrazione di quanto inclusivo può essere lo sport, facendo una passerella di SUP fino a Vigo e ritorno, su tavole ideate appositamente e presentate a suo tempo dalla piscina all'aperto dell'8° piano del Mulino Stucchi a Venezia. Ma ogni ULSS ha presentato il proprio progetto di turismo inclusivo, sia solo estivo che invernale o adatto a qualsiasi stagione. Progetto che abbraccia divertimento e lavoro, in quanto l'obiettivo finale è dimostrare ai ragazzi le loro potenzialità, ma cosa più importante, farli avvicinare all'indipendenza economica e all'autonomia lavorativa e abitativa. E sono stati numerosi i ragazzi fragili ad essersi collocati anche lavorativamente parlando nel territorio. Il progetto attuale è biennale, quindi si stanno già operando le basi per poter procedere a buttare giù le idee per il prossimo anno. Presenti i rappresentanti di tutte le ULSS del territorio della Regione Veneto, tra cui anche il direttore generale Edgardo Contato della ULSS Tre Serenissima.